Bene, buon pomeriggio per il secondo, terzo, quando contiamo anche la presentazione, incontro del corso di quest'anno. Mi sembra che la formula e l'idea che abbiamo avuto anche con Michele Gottardi, che tutti conoscete e che qui questa sera sia stata insomma giusta. Adesso ne avremo forse conferma questa sera e i prossimi mercoledì, ma quello di scegliere così non tanto la storia di Venezia in generale o delle istituzioni o di altre cose, ma dei luoghi in cui i veneziani si incontravano, che sono istituzioni anche queste, non quelle politiche, non quelle alte, diciamo così, ma importanti e forse ancora più importanti. Insomma, questa formula insomma, sia felice. Ecco. Questa sera Michele Gottardi, che conoscete tutti, è stato presidente di questa istituzione, dell'Ateneo Veneto, di fatto è il direttore della rivista che tutti ricevete, è un amico, collabora alla progettazione di questi corsi ed è spesso anche qui come relatore questi corsi di storia veneta. Nel nostro dialogo abbiamo cercato di pensare a qualcosa e tra le istituzioni che ci è sembrato di dover, come dire, sottolineare, di raccontare, in questa città vista un po' come un palcoscenico, no? Ecco, ricordate quando leggevo quelle cose dell'età napoleonica, le celebrazioni napoleoniche, che erano in parte anche le celebrazioni veneziane, ecco, evidenziavano questa sorta di vocazione scenografica, di questa propensione all'incontro, no? Che la città come dire, propone, ecco, nelle sue grandi strutture e nelle sue piccole strutture. Voi sapete che quello che colpiva Le Corbusier, no? Diceva Venezia è la città ideale, la policy ideale proprio per questo motivo, per la sua forma. Ecco, tra queste istituzioni che abbiamo deciso, allora parliamone, perché non parliamo di quella che ci ospita? Il bicentenario ha già costituito un'occasione di un ripensamento e anche la pubblicazione di un volume importante che abbiamo presentato qui a Mestre, in altri luoghi, e credo che qualcosa verrà ripreso in questa sede. Allora, comunque, non tanto come spesso viene fatto, ecco, abbiamo scambiato due parole un minuto fa, non tanto, come dire, le glorie del nostro Leon, diciamo, questo qua, che ecco, raccontiamo bene, ma il modo in cui un ambiente, un luogo, degli uomini si sono incontrati con altre istituzioni, con altri luoghi, con altre culture, per sottolineare proprio questa natura relazionale, dialogica, che hanno i luoghi e le cose e gli argomenti scelti. E così questo ci avvierà anche alle prossime due e ultime relazioni, che, come dire, colpiranno altri due momenti a me e credo a molti di voi carissimi, oltre a questo che rappresentiamo, e cioè i luoghi dello sport, del tempo libero, della salute, la Reiere, eccetera, eccetera, e poi la Fenice e i teatri. Quindi spero che possiate essere numerosi anche insieme con noi per i prossimi mercoledì. Grazie Michele ancora per la tua collaborazione e ti lascio la parola come sempre, sono i -20, direi 3/4 d'ora così e poi qualche spazio per le domande. Grazie e buon ascolto. Grazie al nostro direttore del corso Alfredo Viggiano, grazie a tutti voi. Parlare un po' dell'Ateneo per chi in questi anni c'è stato è un po' come fare un po' un ritorno a casa, riprendere alcuni appunti, alcune idee mai messe definitivamente da parte. Però qualche spiegazione, qualche cosa anche a partire dal titolo va detta. Il titolo è una citazione cinematografica. Il leone e altri animali è stato il libro che Luigi Chiarini, indimenticato direttore della Mostra del Cinema degli anni 60, scrisse al termine della sua esperienza controversa, importantissima per aver lanciato grandissimi registi, da Antonioni a Pontecorvo, da Bellocchio a Bertolucci stesso. È un po' controversa perché sapete come finì tra il 68 e il 69, portò le sue dimissioni, quando se ne andò
scrisse appunto Il leone e altri animali, dove il leone era lui e non tanto quello della Mostra del Cinema, e gli altri animali di dubbio conio e di dubbia gloria erano sicuramente molto inferiori erano gli altri. Allora, guardando un po' lo stemma dell'Ateneo, è venuto in mente questa citazione, e allo stemma torniamo tra un momento, quando poi ritorneremo sulle origini dell'Ateneo e sul logo che nel 1925 è di fatto operante. Però prima va spiegato qualcosa sulla nascita di questa istituzione, di cui si sa sempre qualcosa, si sa sempre anche molto, ma nelle origini e soprattutto nella struttura originaria, ecco, della nascita, nei vari rivoli che essa ha convogliato, è bene sempre ogni tanto ricordare quali sono stati gli elementi chiave. La caduta della Repubblica aveva portato con sé anche la scomparsa di diversi mondi, non solo quello patrizio, quello politico, economico, la centralità di un potere e di una classe dirigente che forse era già scomparsa da almeno 50 anni. Era scomparso un vero modello culturale, disperso anch'esso in qualche modo assieme a quell'ingente parte del patrimonio artistico e librario che era stata un po' dissipata durante il primo governo austriaco e poi la dominazione napoleonica. E quando parlo di dispersione del patrimonio culturale non intendo quello che abitudinariamente si intende, ovvero i furti e i latrocini perpetrati da Napoleone, certo, ma anche dagli Asburgo, che portarono a Vienna cose che saranno poi restituite alla fine della Prima Guerra Mondiale. Perché si parla molto di Napoleone ovviamente, però qui Napoleone in questo posto, è inutile dirlo, ha avuto dei meriti. Oggi noi non saremmo qui se non ci fosse stato Napoleone Bonaparte, e questo va sicuramente detto, come pure va detto che la dispersione a cui facciamo riferimento è la dispersione delle biblioteche patrizie e delle biblioteche ecclesiastiche. E sempre per restare qui e andare un paio di piani sopra di noi, la parte più ricca, più importante, il cuore più intimo del patrimonio librario dell'Ateneo Veneto deriva da conventi soppressi. Dunque capite come questo grande magma di eredità della Repubblica prenda corpo progressivamente durante i primi anni della dominazione austriaca dopo il Trattato di Campoformino del 1797 e poi nei primi anni del governo austriaco, prima ancora che si arrivi al Regno d'Italia napoleonico. Questa frammentarietà, questa situazione difficile dal punto di vista politico si era riversata anche nell'aspetto culturale a Venezia, perché maggiore era qui rispetto ad altre esperienze europee la difficoltà di fare cultura, di intrattenere cultura. Le accademie, per esempio, che sono dappertutto uno dei luoghi del dibattito settecentesco, che rinnovano completamente l'idea dell'Arcadia, dove personaggi di vario genere, prendendo soprannomi impensabili, facevano finta di poetare con componimenti incredibilmente brutti. In realtà le accademie diventano luoghi di dibattito culturale e scientifico. Si parla di economia, di diritto, di agronomia. Ecco, a Venezia, in quanto dominante, le accademie non riescono a diventare strumenti di riproduzione dei saperi e anche di mobilità sociale, così come era stato in terraferma, per esempio, perché bloccate dal modello patrizio, che in qualche modo ne censurava la crescita, e era un modello patrizio egemone anche in campo culturale e professionale, come dimostra la sorte di alcuni corpi autonomi professionali, i medici per esempio, dove la progressione di carriera era sempre molto difficile. E questo vale anche per le molte associazioni letterarie private. Ve ne cito qualcuna nata a cavallo tra la fine della Repubblica e i primissimi anni dell'Ottocento. I sibillonisti, nati nel 1800, giuristi amanti della letteratura.
l'Accademia Morale di San Samuele, i Sofronimi, l'Accademia dei Patrologi, che si erano riproposti di studiare i padri della Chiesa, ma anche i padri della letteratura antica, quindi greci e latini, nate tutte 1799, 1800, quindi c'era ancora qualcosa che si agitava subito dopo la fine della Repubblica. E poi altre, più importante, quella dei Filareti, 1804, che dura 2 o 3 anni, la nuova Accademia Veneta Letteraria, l'Accademia Veneta di Belle Lettere, duravano 1 anno, 2, 3, morivano, i soci poi li ritrovavi, e li ritrovi, gli archivi sono pieni di questi elenchi qui sopra, nell'archivio dell'Ateneo, ma anche al Museo Correr, probabilmente di mano di Emanuele Cicogna, e questi nomi ricorrenti passavano da un'accademia all'altra, ne chiudevano una, ne riaprivano un'altra ancora. Quando le province austro-venete, come erano chiamate quelle che erano rimaste austriache, cioè Veneto e Friuli sostanzialmente, entrano a far parte del Regno d'Italia, sono ancora in vita 2 accademie letterarie, i Filareti e quella di Belle Lettere, l'Accademia Veneta di Belle Lettere. Mentre nel 1807 l'Accademia di Pittura, Scultura e Architettura lasciava definitivamente il posto all'Accademia di Belle Arti, di cui il primo presidente è Leopoldo Cicognara, che ritroveremo tra molto poco. Poi c'era un'altra accademia verso la quale gli austriaci avevano avuto una certa diffidenza, ed era l'Accademia Veneta di Medicina, nata nel 1789, anno horribilis per il patriziato veneziano, è comunque un anno importante, l'anno della Rivoluzione francese, ospitata alle fondamenta nuove nel convento dei Gesuiti, convento dismesso ormai. I Gesuiti erano stati cacciati anche dalla Repubblica Veneta ed avevano abbandonato tutto il convento. E tra questi c'erano stati dei clinici molto importanti. L'Accademia di Medicina metteva insieme tre idee scientifiche: la chirurgia empirica locale, la polizia medica, che era un'impostazione di area germanica, e l'esperienza igienista francese, un portato anche dell'illuminismo, se vogliamo, da un certo punto di vista. E soprattutto, diciamo così, aveva consolidato nella figura di Francesco Aglietti, nome che ritroveremo ancora qui tra poco, un sapere che metteva insieme diverse scuole scientifiche, ma anche un sapere enciclopedico di marca illuminista. A un certo punto proprio i medici, che avevano destato, come dicevo prima, sospetti da parte austriaca perché li consideravano troppo illuministi e che quindi l'avevano di fatto sciolta, proprio i medici sono i più attivi, non solo, prima di tutto nel farsi ripristinare, quindi riottengono il diritto di esercitare, di aprire l'accademia nel 1807, e poi poco dopo, nel 1808, si fanno dare una sede nell'ex confraternita di San Girolamo o dei Picai, cioè qui sostanzialmente, che era chiusa da una decina d'anni, come tutte le confraternite, come tutte le scuole piccole e grandi, come tutte le istituzioni legate anche all'assistenza nei confronti di categorie particolari, erano state chiuse di fatto con la fine della Repubblica. L'Accademia Veneta di Belle Lettere trova delle altre sedi a San Gimignano, a Santa Maria Formosa, poi intorno a San Marco, a Santa Apollonia, insomma tutto qui, nei vari luoghi lasciati liberi sia dal mondo ecclesiastico che dall'assistenza di queste istituzioni di assistenza, le istituzioni culturali trovano una qualche sede. E questo resta in qualche modo sospeso fino al 25 dicembre del 1810, che non è il giorno di Natale, o forse lo fu anche, ma è il giorno in cui l'imperatore Napoleone I diventò membro dell'Institut National de France. Sembra un po' come il premio Stalin dato a Stalin, questo, no?
Però che cos'è? Però questo ci aiuta a capire, no? Il 5 nevoso dell'anno sesto, ovvero il 25 dicembre 1797, il generale Bonaparte, non ancora Napoleone, era diventato socio dell'Istituto Nazionale di Francia, istituto che esiste tuttora e che, come vedrete, servirà da modello per la revisione culturale che i francesi opereranno nella nascita di alcune istituzioni. Quando Napoleone decide di ripensare le associazioni e le accademie culturali anche in Italia, quindi anche nel Regno Italico, decide di emanare un decreto nel giorno nell'anniversario della sua nomina a socio immortale, a membro immortale dell'Istituto National de France, ovvero il 25 dicembre. Sono passati 13 anni, 1810. Nessuna idea di scristianizzazione o di laicismo esasperato, anche perché Napoleone aveva appena rifatto un concordato e un accordo con la Chiesa francese, quindi aveva fatto, come dire, politicamente dei passi molto importanti per il recupero del mondo cattolico. In realtà con quel decreto si istituisce anche in Italia un unico istituto nazionale sul modello dell'Istituto Nazionale francese e una serie di atenei in ogni città che dovevano rappresentare l'Académie Française. L'Académie de France, scusate. L'Académie de France. Cioè, che cos'è? Allora, l'alta cultura della ricerca accademica e la diffusione della cultura ad un livello più regionale o dipartimentale in Francia e anche qui in Italia, e anche qui nel Regno d'Italia. Ovviamente in ogni città c'erano molte accademie. Vi ho detto quante, almeno 3 a Venezia, e molte altre ce n'erano altrove. Oppure ce n'era una sola, importante, grossa, e questa cambia nome. L'Accademia di Agricoltura di Verona diventa l'Ateneo di Verona. L'Accademia dei Concordi, anziché degli Agiati, anziché le altre accademie che oggi poi sono ancora vive, l'Accademia Virgiliana di Mantova, ognuna di queste prende il nome di Ateneo di. E questo, ad esempio, per quanto riguarda un altro grande istituto culturale veneziano, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ecco che all'interno dello stesso decreto veniva istituito l'Istituto Nazionale, che aveva 3 sezioni, Bologna, Verona e Padova, più una centrale a Milano. Poi, con l'andare del tempo, con il Lombardo-Veneto resteranno solo Milano e Venezia, e attorno al 1822 di fatto chiuderà la sede veneziana, che rinascerà nel 1838. L'Istituto Veneto quindi rinasce nel 1838 e con quella nuova forma arriva poi fino ai giorni nostri, nella struttura che voi conoscete, oggi poi ingrandita a Palazzo Franchetti. Però assume quello un aspetto più accademico e soprattutto poi, per quanto riguarda la storia dell'Istituto Veneto in particolare, guarda all'università, e guardare all'università nell'Ottocento significa guardare a Padova, perché Venezia non era ancora nata, quindi significava guardare la sede accademica per eccellenza. Viceversa, il guardare all'Ateneo significava guardare a un dibattito culturale che, come nel caso del modello francese di riferimento, poteva prevedere anche personaggi e professioni che non fossero accademiche in senso stretto. Per esempio medici e avvocati, che saranno moltissimi nella storia dell'Ateneo dall'origine e sino ancora ai giorni nostri. Cioè, sostanzialmente, nonostante tutti si richiamano a scienze, lettere ed arti, nell'idea della nascita degli Atenei c'è una maggior indicazione proprio statutaria riguardo alla divulgazione della cultura. Non che negli istituti nazionali non si divulghi la cultura, ma a volte, come dire, non è necessario divulgarla, ma magari approfondirla dal punto di vista scientifico all'interno di strutture di ricerca o di convegni di un certo livello. Quindi anche l'Ateneo
anche se tutti lo chiamano Ateneo Veneto, ha nella sua intestazione il richiamo a scienze, lettere ed arti, che è il richiamo dell'enciclopedia, è il richiamo dell'illuminismo, le tre componenti della cultura, quella scientifica, quella letteraria e quella artistica. Quindi potremmo dire anche che l'Ateneo rispetto ad altre istituzioni, e così entriamo subito in medias res, l'Ateneo rispetto ad altre istituzioni ha questo duplice livello di essere il luogo dove si approfondiscono determinati temi, ma anche quelli dove si divulgano gli stessi temi. Perché il problema della divulgazione culturale in Italia è sempre un problema di serie B. L'alta divulgazione scientifica, che è comune al mondo anglosassone, nel mondo italiano e anche francese, è sempre stata un po' misconosciuta. Forse per quanto ci riguarda è un portato della filosofia neoidealista e Benedetto Croce anche da questo punto di vista ha fatto più di qualche danno, oltre alle varie riforme dei licei, e questa impronta, questa impostazione storicistica ha reso, come dire, una sorta di cultura alta, e tutto quello che non era alto, e poi bisogna capire cos'è originale, non veniva considerato cultura. Quindi per esempio la fotografia era copia, quindi il cinema è stato copia fino all'inizio degli anni 50, quindi non aveva diritto a essere arte, e quindi da questo punto di vista anche la divulgazione non ha avuto sempre una grande dignità. Però questa idea, insomma, che, per citare un grande presidente che in questi giorni forse vale la pena ricordare come il dottor Iona, un grande presidente dell'Ateneo nel 1924, quindi in anni già fascisti, quando era primario al civile, Iona divenne presidente per qualche anno e scrisse in un discorso quello che è un po' la sintesi della idea stessa dell'Ateneo. Un'alta produzione e una diffusione del sapere, i due compiti principali verso cui l'Ateneo deve rivolgersi. Ecco, questo un po' in breve come introduzione. Poi l'Ateneo, da quando nasce, ha un suo anno accademico che riflette un po' quelli che erano i gusti dell'epoca. Oggi noi cominciamo tra settembre e ottobre e finiamo tra maggio e giugno. Una volta l'anno iniziava il 15 novembre e terminava ad agosto, perché in villeggiatura i veneziani, come lo ricorda anche Carlo Goldoni, andavano in vacanza a settembre. Oggi sembra un po' curioso andare in vacanza a settembre, ci va magari chi è pensionato, chi ha incarichi, chi non ha incarichi, non ha problemi di lavoro, ma invece una volta andavano evidentemente in vacanza nei mesi che precedevano l'autunno. Ogni giovedì i soci si riunivano in sessioni private con il diritto-dovere di partecipare proponendo delle letture, delle conferenze in prima persona o almeno una volta all'anno, ma dovete pensare che i soci non erano 300 come oggi, erano 50, 60, arriveranno a essere 100 verso la fine del secolo. E però non aveva un logo l'Ateneo. Il logo piano piano viene posto da un socio autorevole come Bartolomeo Gamba, che è stato capocensore, capo tipografo dell'azienda dei Remondini e poi capocensore anche durante l'Austria. Viene posto in una sessione per allora presidente Gambara, 1825. Abbozza questa idea che vedete sullo schermo e poi la affida a un incisore molto famoso, Francesco Novelli, che prenderà ben 63 lire austriache per fare questo bozzetto che vedete raffigurato, e che è una sintesi della cultura, perché voi vedete, ve lo cito dal verbale di quel tempo, un'ara con lampada accesa, il leone alato sporgente, il globo del mappamondo sulla destra e una civetta sulla sinistra. L'ara è un'ara di Igea è cara ai medici. La lampada accesa è la lampada della cultura, la lampada che cerca la verità, che illumina come illumina, no? Come nel caso dell'illuminismo, illumina verso la cultura umanistica e scientifica. Il leone che guarda, vedrete che adesso vi mostro anche delle altre evoluzioni di questo modello, il leone qui è molto sornione, guarda con uno sguardo furbo verso il mondo con lo zodiaco, e il mondo rappresenta in qualche modo tutto
il sapere nella sua complessità, e sopra il sapere ci sta una civetta, un animale caro a Minerva perché era un po' anche lo spirito della filosofia, che come dice Hegel, la nottola di Minerva, quindi la civetta, esce sul far della sera, perché la filosofia non deve anticipare il mondo, lo deve commentare. Quando già i fatti sono successi, la filosofia li interpreta. E quindi questi erano un po' i simboli, no? Se voi guardate qui, vediamo se trovo l'altro, vediamo se sono bravo. Ecco, se voi guardate qui, voi vedete l'evoluzione di questi loghi. Questo è quello che vi ho mostrato. Questo è addirittura un leone quasi, vediamo se non diventa troppo sgranato. Ecco, vedete questo leone con scritto Ateneo di Venezia, quando il nome cambia poi a un certo momento a metà dell'Ottocento per poi ritornare Veneto. Il leone è un po' sdraiato, un po' quasi più morbido, e guarda sempre e comunque, come nel caso di questo primo qui, che vedete qui, che è quello ormai definitivo, questo qua, eccolo qua. Ecco, questo invece, vedete, il leone un po' più severo, un po' più austero, un po' più alto, che guarda sempre verso il mondo e verso la civetta. Sono 3 varianti che sono state riportate nella storia dell'Ateneo e che però non cambiano sostanzialmente rispetto a questa. Bene. Allora, entriamo un po' più nella storia di quello che ha rappresentato l'Ateneo dell'Ottocento e come si è evoluto e come si è messo in relazione con le altre istituzioni culturali veneziane. Dunque, dicevo, nasce, istituito nel 1810, però ci vuole quasi un po' più di un anno di gestazione. Aprirà i battenti il 12 gennaio 1812. Primo presidente è il presidente dell'Accademia di Belle Arti, Leopoldo Cicognara, grande amico di Canova per intenderci, no? Chi ha seguito il corso di storia dell'arte ha sentito sia Gian Domenico Romanelli che Paola Marini mettere insieme questi personaggi all'origine dell'Ottocento, no? E questo, appunto, questa sintesi un po' di vari livelli culturali ritorna nei discorsi che venivano fatti in quegli anni. E anche un po' la natura stessa dell'Ateneo, che si è evoluta nel corso dell'Ottocento, mostra come sia stato diverso il modo di intendere la cultura. Ateneo di Venezia e Ateneo Veneto non sono la stessa cosa. Ateneo Veneto rimane dopo la restaurazione perché qui non si poteva ritornare a una delle accademie, mentre a Verona, che ce n'è una, l'Accademia di Agricoltura, riprende il suo nome. I Concordi, la Virgiliana o quegli altri che vi ho citato prima riprendono il loro nome perché erano l'unica accademia di riferimento e non qui. Quindi da qui, diciamo, si passa da accademia a società nel 1864, poi associazione, istituto culturale, ente morale, fino a diventare onlus. Che cosa sia oggi dal punto di vista, potremmo dire che sicuramente è un'istituzione culturale, è un'associazione culturale, non è una fondazione, è un onlus in attesa che la riforma del terzo settore modifichi definitivamente questa definizione. All'origine e per buona parte dell'Ottocento gli scienziati e gli umanisti sono più o meno sullo stesso piano, sono lo stesso numero. Ce ne sono 23 per parte, poi questo numero tenderà a crescere, ripeto, fino a 100. No? E devo dire che la distanza tra i due ambiti scientifici in realtà non si posa, non si nota. Non ci sono le donne. Ci vorranno 20 anni perché una donna entri in Ateneo e non sarà, come tutti pensavano, Giustina Renier Michiel la prima socia, ma la meno nota Rosa Taddei, una poetessa scrittrice di buona autonomia e indipendenza, ma sicuramente meno nota dell'autrice dell'origine delle feste veneziane. Poi ci sono molti interventi di scienziati e altri scienziati e interventi molto importanti anche ai fini di quello che è successo poi. Ve ne cito così qualcuno che potete capire anche che tipo di ricerche portassero in queste sale. Vi erano studi ricorrenti su ogni tipo di febbri,
le patologie, forme di pellagra, malattia molto comune in quel tempo nelle campagne per assenza di vitamine e di alimentazione tra i contadini. Malattie sociali ancora mal note, oggetto di analisi di dibattiti politici, oppure per esempio si poteva segnalare la scoperta delle acque termali a Monte Ortone, che aprì la strada allo sfruttamento intensivo della zona di Abano. I primi lavori dei chimici Bartolomeo Bizio, di padre e figlio Domenico e Antonio Galvani, del fisico Luigi Magrini, docente di matematica al liceo di Santa Caterina, poi liceo Foscarini, che nel 1837 aveva trovato, però non era stato molto considerato, un sistema telegrafico di avanguardia. Diciamo che in generale le memorie, cioè le conferenze di ordine scientifico, costituivano il 40% del totale, l'altro 60% erano umanisti, erano letterati, storici. Però c'erano dei bei personaggi che si agitavano in quegli anni a Venezia, per esempio Marco Antonio Corniani degli Algarotti, che è stato direttore delle miniere di Agordo e poi direttore del Museo Correr. Passava con la stessa facilità dallo studio della scienza metallurgica ai mosaici di San Marco. Partecipava a studi a commissioni per lo scavo dei pozzi artesiani nella Laguna Veneta, istituita proprio qui nel 1933, allo studio della ferrovia Ferdinandea qualche anno dopo, la ferrovia che univa Venezia a Milano. Perché? Perché qui in Ateneo c'erano molte commissioni che il comune non era in grado di istituire e che pertanto si rivolgeva all'Ateneo perché i suoi soci studiassero il problema e poi riferissero. Per esempio, ce n'era una molto importante in temi di idraulica, sapete che in questa città i temi di idraulica sono sempre all'ordine del giorno. Nel 1847 vi interviene anche Pietro Paleocapa, che poi ritroveremo anche a fianco di Manin nel governo provvisorio del 48 e poi ministro dei lavori pubblici con Cavour quando andrà in esilio a Torino. E lo stesso Paleocapa fa una conferenza qui dal titolo Condizione idrografica della Maremma Veneta e bonificazione di cui è suscettibile, un tema che credo che anche oggi avrebbe qualche difficoltà a essere condiviso. Se invece andiamo a vedere tra le memorie storiche, il tema principale è non tanto ancora una volta le glorie del nostro Leon, ma la salvaguardia del modello della Repubblica Veneta, perché in quegli anni un francese molto napoleonico come Pierre Daru aveva scritto un'Histoire de Venise in cui aveva detto che Venezia in realtà era stato un covo di congiure in cui il doge contava ben poco, il maggior consiglio ancora meno, chi contava molto erano il Consiglio dei 10, gli inquisitori di Stato. È una leggenda nera che nasce nel 600 per mano spagnola e non solo, e che poi dopo era stata molto accresciuta e sarà molto accresciuta anche dai romantici, da Byron, ma anche da Hayez nella pittura, e che però aveva trovato una forte eco tra gli storici, in particolare Daru, e che d'altra parte invece aveva trovato molti difensori o detrattori delle teorie di Daru, tra cui uno dei presidenti, Leonardo Manin, e soprattutto un Tiepolo, Domenico Almorò Tiepolo, che aveva scritto una memoria contestando punto su punto quello che aveva detto Daru e che ne aveva ovviamente parlato qui in Ateneo, come potete immaginare. Tanto possiamo cambiare questa immagine e passare magari a questa, e così vediamo anche scorrendo dove si trova l'Ateneo. Non devo spiegarlo a voi, ma per dire come è collocato all'interno della centralità veneziana. Ecco, qui vedete un particolare della carta di fine Settecento che ho mostrato prima, e le molte incisioni, questa di Carlevaris, che riprendono il campo e la scuola di San Fantin dove siamo adesso. Ma per esempio anche qui
c'era anche un'attenzione verso la storia del Mediterraneo che, anche per la folta presenza della colonia greca, aveva avuto interessanti sviluppi, in particolare grazie a Emilio De Tipaldo, greco di origine ormai stabilitosi a Venezia da tempo, che era riuscito per esempio a far entrare qui dentro come soci Nicolò Tommaseo, Daniele Manin e persino Alessandro Manzoni, che anche se credo non abbia mai messo piede all'Ateneo, ma era un socio corrispondente di cui abbiamo negli archivi la sua lettera di accettazione con un autografo ben custodito. E De Tipaldo riesce a mettere davvero in relazione la cultura veneta con quella mediterranea e greca, che in questo momento greco-bizantina, insomma. Manin, il giovane Manin che entra qui, discute di tutto, discute di diritto, discute di economia, ma discute anche della salvaguardia del diritto veneto, quando, ad esempio, aveva promosso proprio qui la pubblicazione del dizionario veneziano del Boerio, che ancora oggi, voi sapete, si ristampa in edizione anastatica. Quando tornano gli Asburgo con la restaurazione, dopo il 48, scusate, non dopo la restaurazione, dopo il 48-49, anche l'Ateneo risente un po' di questo clima di maggior censura. Gli anni 40 erano stati anni fervidi, c'erano stati i congressi degli scienziati, perché in Italia gli Asburgo e le altre potenze pensavano che gli scienziati non facessero politica. E invece gli scienziati facevano politica, perché parlare di irrigazione o di coltivazione delle patate significava di fatto andare a finire a parlare degli austriaci. O a parlare di sviluppo della letteratura significava parlare di censura. L'umanista, l'intellettuale, è sempre visto come un sovversivo, a qualsiasi momento, in qualsiasi latitudine. L'ingegnere chissà perché no, ma anche l'ingegnere, il medico e soprattutto l'avvocato in realtà possono essere dei grossi oppositori, tant'è che gran parte degli oppositori del Risorgimento italiano sono stati avvocati o erano avvocati. Quindi diciamo così che dal 48 al 69 troviamo presidenti, medici, ingegneri, fisici, proprio per questo motivo, forse perché si pensava che avessero più libertà di parola. Qui vedete alcune delle figure della scuola dei Picai, il guardiano della scuola, prima cioè dell'origine dell'Ateneo. L'unica eccezione è stato Girolamo Dandolo, e forse Giovanni Querini, anche se lui fa un po' storia a sé, e poi dopo anche durante il fascismo troviamo tutti personaggi che non erano quasi mai intellettuali, letterati e storici. Anche se della collocazione politica di Giuseppe Iona, come dicevo prima, sappiamo benissimo che non poteva certo essere ascritta al fascismo. Ma torniamo all'Ottocento. Con l'apertura, con l'allargamento della platea dei soci dell'Ateneo, entrano altre donne, la patriota ebrea Eugenia Pavia Gentilomo Fortis, entra come iniziativa i primi corsi di storia veneta di cui noi siamo in qualche modo gli eredi, dovuti a Samuele Romanin del 58-59, poi istituiti definitivamente dopo il 63, e che è proprio con questa idea che i corsi di storia veneta non devono andare necessariamente degli specialisti o degli studiosi, ma deve essere un luogo di diffusione del sapere. Ma per tutto il periodo ancora austriaco e poi dopo anche italiano, l'Ateneo continua a essere il luogo dove si discute e dove ci si rivolge per sapere qualche parere. Per esempio, c'è di sopra negli archivi c'è un fascicolo di richiesta da parte del comune sullo stato del fondamento del campanile di San Marco. Vi dico anche l'anno, vado a memoria, direi attorno agli anni 80, e voi sapete che l'Ateneo, il campanile poi crolla
all'inizio del Novecento. Evidentemente la commissione non aveva prodotto, o forse non era stata sufficientemente ascoltata, e quindi poi finì come doveva finire. Ma in generale l'Ateneo veniva investito di molti che potremmo chiamare expertise da questo punto di vista. Serviva a scrivere un testo, una lapide su qualche anniversario di Tintoretto, venivano in Ateneo. Serviva a fare qualcosa di più importante, di celebrare il bicentenario dantesco, venivano in Ateneo o chiedevano all'Ateneo di intervenire. Si doveva discutere della bachicoltura, che in quel momento veniva importata dal Giappone, e anche qui si faceva una commissione e si chiedeva all'Ateneo di promuovere questa nuova cultura. Qui per esempio nasce un grande dibattito sugli asili, e tra gli asili, tra questi che lo dibattono, troviamo ad esempio Adele della Vida, che aveva aperto nel suo giardino a Santi Apostoli appunto un primo giardino d'infanzia nel 1869, seguito nel 1874, quindi 5 anni dopo, dal giardino Comparetti a Palazzo Vivante, aperto da Elena Raffalovic, che era la moglie del socio Domenico Comparetti. Se voi oggi andate in Ghetto, uno degli asili comunali di questa città è intitolato appunto a Comparetti, Elena Raffalovic Comparetti. E altri di questi temi, vi cito solo 2 o 3 che sono un po' il fiore all'occhiello di solito dell'Ateneo. Si discute qui della deviazione dei fiumi, già peraltro operata dalla Repubblica, dell'ulteriore deviazione del Brenta a Chioggia. Si segnala qui anche la discussione che porta alla nascita della scuola superiore di Ca' Foscari nel 1868, che poi diventerà l'Università di Economia qualche decennio dopo, o quella per l'ampliamento del porto del Lido, che vede come ospite eccezionale proprio Pietro Paleocapa, che torna appositamente da Torino per discutere di questa questione. Tutto questo porta a una modifica chiaramente dell'Ateneo, perché nel 1877, quindi una decina d'anni, 11 anni dall'unità del Veneto all'Italia, l'Ateneo si trasforma in associazioni, 2 vicepresidenti, come già c'erano 2 segretari accademici, uno per ogni classe, la classe degli umanisti, la classe delle arti e delle lettere e la classe scientifica. 100 i numeri dei soci residenti, e qui entra, ripeto, anche diverse donne, tra queste Maria Pezzè Pascolato, per esempio, che è stata un personaggio molto importante nella storia della cultura e della scuola, ma anche i sindaci Riccardo Selvatico, Filippo Grimani, Davide Giordano e Pietro Orsi. Davide Giordano, primario dell'ospedale, primo sindaco a reggere una giunta clerico-fascista nel 21 anzi, a dire il vero, perché a Venezia le cose precedono sempre le cose nazionali, e poi presidente dell'Ateneo, lascia il posto proprio a Iona, ritornerà presidente in un momento molto più difficile alla fine degli anni 30. E poi Pietro Orsi, che è il primo sindaco, il primo podestà, quando arriva la rivoluzione fascista che elimina i sindaci. Ma c'è anche Michelangelo Guggenheim, collezionista, a cui è intitolato uno dei 2 licei artistici veneziani, medici dell'ospedale civile, docenti del Foscarini, del Polo, del Sarpi, presidenti di Corte d'Appello, senatori del Regno. Si sta creando cioè quella struttura di società civile che è alla base dei soci e dei frequentatori dell'Ateneo. Cioè qui non vengono solo i professori a discutere, i cattedratici insigni a discutere delle loro ricerche, ma vengono anche quelli che fanno un altro lavoro e che però hanno come centro della diffusione della cultura, come hanno al centro della loro vita la diffusione della cultura come momento. Poi dopo, certo, tra i letterati e tra i soci corrispondenti ci sono nomi che servivano forse più per lustro per chi li presentava a Venezia che per loro. Giosuè Carducci, vale il discorso che facevo per Manzoni prima, forse non avrà mai messo piede a Venezia, magari stava a Bolgheri o andava a fare l'ispettore della pubblica istruzione in giro, magari forse è venuto qui proprio in quel ruolo.
Francesco De Santis, Quintino Sella, Cesare Lombroso, l'inventore dell'antropologia criminale, Costantino Nigra a Casa Venezia, sappiamo che ogni tanto frequentava anche l'Ateneo, o Terenzo Mamiani della Rovere, nomi molto importanti nella cultura dell'Ottocento, che oggi più che altro riecheggiano nomi di licei sparsi in giro per la penisola. Per quanto riguarda i presidenti, e ci avviamo verso la conclusione, erano personaggi di vario genere. Quelli che vi ho citato, diciamo così, fino all'Unità d'Italia sono letterati o scienziati che siano, rappresentavano comunque un mondo legato a un certo tipo di accademia. Dopo la seconda metà dell'Ottocento cambia un po' l'idea della cultura e un po' come oggi i presidenti sono più legati all'idea, al problema, al rischio della sopravvivenza dell'istituto più che a quello del programma culturale, perché l'Ateneo ha sempre avuto questo problema, che vive delle quote dei propri soci, degli amici dell'Ateneo, e il socio non viene pagato come all'Istituto Veneto, e non faccio nessuna forma di polemica, ma è solo un dato di cronaca, assolutamente nessuna invidia, ma certamente già nell'Ottocento il socio dell'Istituto Veneto aveva una pensione, cioè aveva un gettone di presenza. E ci sono dei soci autorevoli, ne faccio un nome anche pur essendo una persona che ha dato moltissimo a questa città, come il sindaco poeta che ha inventato la Biennale. Riccardo Selvatico a un certo momento si dimette perché trova umiliante per lui pagare la quota, perché secondo lui dovevano pagarlo per essere socio. Ora vi assicuro che nella mia attività di presidente e segretario accademico ne ho trovato più di qualcuno che ha scritto questa lettera, e quindi mil novi subsole da questo punto di vista. Però quello che voglio dire è che è proprio diversa l'idea. Qui non sei qui perché hai avuto, ma sei qui perché devi dare. E questo è un po' quello che capiscono i presidenti a un certo momento, dopo la seconda metà dell'Ottocento. E per esempio vi cito due casi verso la fine dell'Ottocento: Giuriati e Fambri. Giuriati è si fa assieme al padre, che era notaio, quasi 20 anni di esilio a Torino, e perché era liberale e quindi sta nel Regno di Sardegna e poi nel Regno d'Italia, e quando torna riesce a entrare a Montecitorio proprio nello stesso anno in cui diventa presidente dell'Ateneo, dunque è deputato eletto qui a Venezia e anche presidente dell'Ateneo. E Giuriati, Domenico Giuriati, presidente tra il 1882 e il 1886, dopo vediamo se ne troviamo anche una immagine, Giuriati sfrutterà moltissimo questa sua frequentazione romana. Riuscirà a farsi dare dei soldi, riuscirà a portare dei soci autorevoli, riuscirà a portare dei relatori autorevoli, perché questo deve fare un presidente che ha dei contatti, portare qui e creare dei contatti, creare dei collegamenti culturali prima di tutto. E quindi diciamo che in qualche modo aumenta un po' e alza un po' il livello culturale dell'associazione. E meglio ancora va, vediamo se riusciamo a fare anche questo, e meglio ancora va Paolo Fambri, eccolo qui, e Paolo Fambri che gli succede, un grande anticonformista, matematico, positivista, giornalista, esiliato anch'egli a Parigi dopo il 1858, ufficiale delle guerre patriottiche, direttore della Stampa, che poi nell'ultima fase della sua vita passa da questa posizione molto aperta, molto progressista, diventa più moderato e si spinge più verso la destra liberale. E Fambri però
era capace di fare una conferenza sul rilancio dei merletti e la settimana dopo sull'importanza strategica delle ferrovie. Era quello che noi definiremo un tuttologo, forse un intellettuale a tutto campo. Anche lui, come fedele a quest'idea della divulgazione della cultura, per esempio ridà nuova linfa al gabinetto di lettura che c'era qui e che era un gabinetto di lettura circolante, non era solo una biblioteca, serviva anche per far partecipare della vita culturale anche gente che magari non era socia, che però partecipava, leggeva, si poteva prendere un libro, un po' come certe biblioteche civiche oggi aveva l'accesso al prestito. Potremmo citarne altri, Alessandro Pascolato, il padre di Maria Pascolato che abbiamo citato prima, Filippo Nani Mocenigo, un nome chiaramente aristocratico, siamo già all'inizio del Novecento, costituiscono invece l'esempio di come invece l'Ateneo si stesse un po' rendendo un po' più morbido, non più il luogo forse anche un po' massone dove si era discusso molto nell'Ottocento, ma un luogo un po' più paludato. L'Ateneo nel Novecento è stato molto paludato. Non è argomento di questa sera, ma vi potrei dire che personaggi importanti della cultura e della politica veneziana del dopoguerra hanno fatto fatica a entrare qui. Un personaggio come Vladimiro Dorigo, che è stato il grandissimo intellettuale che è stato, era un democristiano molto scomodo, è entrato qui in Ateneo quasi 15 anni dopo aver fatto l'ultimo piano regolatore di cui conosciamo e di cui era stato artefice. Già verso la fine degli anni 60 è entrato qui, non vi dico di Vedova, che è entrato molto tardi, e di altri intellettuali invece vicini all'area del Partito Comunista. Però poi a un certo punto ogni tanto l'Ateneo in qualche modo si risvegliava, aveva dei risvegli, aveva dei sussulti anche dal punto di vista civile. Per esempio qui ha ospitato l'Università Popolare, qui a un certo punto viene abolita la tassa d'ingresso perché qui voi oggi siete entrati liberamente, ma una volta fino all'inizio del Novecento bisognava pagare un biglietto d'ingresso e questo cozzava contro l'idea della divulgazione della cultura. Guardate che in molte altre associazioni, istituzioni all'estero e anche in qualche parte d'Italia si usa a fare così. L'Ateneo non l'ha deciso il presidente Stivanello, un avvocato, che decide di abolire questa tassa d'ingresso. E auspicando lezioni in forma popolare perché solo allora potremmo vederle frequentate da giovani adulti. Vogliamo insomma idee semplici, forma piana e anche, se occorre, aneddotica per adattarsi alle intelligenze minori per farle gradire nella mente del popolo. Questa era un'idea da università popolare, questa è un'idea di diffusione della cultura, di quell'idea di pratiche basse che ben si legava a quelle più alte di cui dicevo prima. E poi i centenari, come accennavo, Goldoni, Algarotti, Gozzi, ogni centenario ha il motivo di riprendere qualche passato importante e di ripensarlo sempre con un livello di divulgazione. Però per esempio, e qui ovviamente chiudiamo, alla vigilia della Grande Guerra, un certo Piero Foscari, che è ben noto a chi ha studiato poi l'evoluzione della Grande Venezia e anche di Porto Marghera, Piero Foscari nel giugno del 1904 presenta una conferenza dal titolo significativo: Il porto di Venezia nel problema adriatico. La proposta di un nuovo piano regolatore per l'ampliamento del porto ai Bottenighi, la stazione marittima e la edilizia urbana di Marghera. Siamo nel 1904. Pochi giorni dopo l'avrebbe avanzata in Consiglio Comunale. Ci vorranno ancora 13 anni perché il sindaco Grimani, a nome di un gruppo di imprenditori, tra cui Giuseppe Volpi ed altri, tra cui lo stesso Piero Foscari, firmi un accordo con il demanio per lo sfruttamento dell'area dei Tei Bottenighi, che poi verrà denominata Marghera o Porto Marghera. Dopo la guerra sarebbe cambiato tutto evidentemente, però l'idea che aveva Iona e che vi ho citato prima e l'idea che poi è stata ripresa nel corso degli anni 60 e poi forse anche più recentemente vicino a noi, testimonia che queste istituzioni hanno un senso fino a che si reggono
e si confrontano con il resto della città, ma se restano chiusi in se stesse fanno la fine della Repubblica. Grazie. Bene, ringrazio Michele Gottardi per questa scorsa oltre un secolo di storia dell'Ateneo, un po' come quei vecchi apparecchi cineografi, no? Sì, dove le immagini scorrevano così rapidamente, però mostravano poi una storia complessiva nel suo sviluppo. Questo è stato molto interessante. Volevo solo sottolineare, prima magari di dare la parola ad alcuni di voi, alcune cose che collegano quanto abbiamo sentito questa sera ad altre cose sentite nel corso delle lezioni precedenti, e insomma, per far vedere anche una qualche organicità, no? Che corre tra l'una e le altre e che prevedono anche altre cose che sentiremo. Ricorderete che avevamo chiuso, chi di voi era presente mercoledì scorso, chiedendoci se a Venezia esiste qualcosa che può essere definita, provo a dirlo così perché ricorre implicitamente in tante sottolineature di Michele, qualcosa che si può definire la borghesia, cioè una classe media. Non c'è più la nobiltà che aveva governato la città per tanto tempo, e esiste qualcosa che ha rappresentato ovviamente un aspetto fondamentale della storia della modernità, della modernizzazione nel corso dell'Ottocento e Novecento, una classe che è una roba molto complicata naturalmente, a cui noi diamo un'etichetta che semplifica la borghesia. E avevo concluso con un ricordo personale, che vale quel che valgono i ricordi personali, e cioè una frase di Gaetano Cozzi, una cosa che non ha mai scritto, che forse non avrebbe neanche mai scritto, come dire, scientificamente. Cozzi diceva, dopo le leggi razziali, dopo la tragedia di Auschwitz, dopo la fine di fatto di tante famiglie, l'estinzione nei lager di tante famiglie ebraiche veneziane, Venezia non è più una città perché manca la borghesia. Nell'Ottocento erano stati gli ebrei a rappresentare questa spinta alla modernizzazione. Li avevamo incontrati questi ebrei nelle cerimonie napoleoniche del 1806, del 1807, li abbiamo incontrati l'altra volta, e molti nomi di queste famiglie sono risuonati anche questa sera. Li avrete sentiti? Iona, Vivante, eccetera, eccetera. Allora teniamo presente questo aspetto di questo ruolo di una classe che c'è, non c'è, che cos'è esattamente, ma poi noi la incontriamo, avete sentito, sono i primari ospedalieri, sono i giudici dei tribunali, sono i docenti di scuola e tante altre cose. Allora teniamo presente questo, vediamo se troveremo questi personaggi anche le prossime 2 settimane. E poi un'altra cosa mi interessava invece più specifica, poi voi ne avrete anche altre, ma non voglio come dire, approfittare della vostra cortesia. Mi veniva in mente una cosa, perché è vero, è un gioco, come dire, di apertura e di chiusura, abbiamo detto anche l'altra volta, di come dire, chiusure vernacolari tutte interne alla città e aperture cosmopolitiche. Questo gioco si è verificato molto spesso anche qui all'Ateneo Veneto, no? Il 48, dove l'Ateneo Veneto diventa, per così dire, uno dei protagonisti della rivoluzione europea, e altre questioni che invece sembrano veramente legate a un microlocalismo, no? E avevamo detto che anche questo forse è un segno connotativo in questa dialettica complessa nella storia di questa città. Ma avevo io una curiosità, perché è vero che quello che succedeva nell'Ottocento, si parlava di tanti argomenti, avete sentito i titoli, scientifici, medici, eccetera, eccetera, sanitari. Io mi chiedevo, anche oggi succede, no? L'Ateneo ha uno dei suoi modi di essere una città, è quello, ecco, di cercare di forse far finta che la città esiste ancora, è ancora viva, perché questo è, no? Ha concluso giustamente Gottardi dicendo che le istituzioni esistono perché c'è una linfa che gira, e poi se no diventano, come dire, delle finzioni quasi. Allora noi vogliamo credere che la città sia ancora viva nel momento che la gente viene qui, e promuoveremo altre iniziative.
Ma detto questo, una cosa mi chiedevo e mi è sempre interessato. Allora, bei discorsi si facevano, probabilmente talvolta anche divertenti, altre volte, come succede anche a noi, noiosi, attuali, meno belli, insomma così. Ma quello mi chiedevo, ma poi, al di là di questi 50 membri, quasi tutti maschi, poi abbiamo sentito finalmente qualche donna entra alla fine del secolo, poi sentiremo lo sport, poi sentiremo la Fenice, eccetera. Anche questo ho detto, bisogna sempre tenere presente. Oggi gli storici dicono l'elemento di genere, vabbè, ma ecco. Ma mi chiedevo poi, quello che veniva discusso qui, oggi ci sono 1000 cose, perché se qualcuno di voi volesse, non ci sono moltissimi giovani dell'età di mio figlio o delle figlie di Michele, ma possiamo mettere su Facebook questa cosa? O possiamo metterla su YouTube questa cosa? E allora si vede subito. Ma queste cose che venivano discusse circolavano, uscivano, o era, questa è la domanda già che ti faccio, o era un rito per così dire raffinato, borghese, tutto quanto, ma che si esauriva all'interno delle mura dell'ex scuola di Picai? Ecco, questa è una cosa che mi interessa, forse spero che interessi anche voi. Intanto ho fatto questa domanda e poi così apro le danze e vi invito a porne altre. No, circolavano sì, perché l'Ateneo ha pubblicato da sempre, praticamente, da subito, una sua rivista, che ha sempre avuto e tuttora, appunto, come è stato ricordato, io in questo momento la seguo come direttore, ma una sua rivista scientifica dove quella volta venivano pubblicate le conferenze, le letture cosiddette. Oggi invece non pubblichiamo quello che diciamo qui, magari investiamo o per gli atti di un convegno o dei nuovi contributi o qualche argomento che gli diamo tematici per pubblicare delle nuove ricerche. Potremmo dire forse in questo caso, come diceva una frase di Giuseppe Verdi, diceva, era brutta perché a me quella non piaceva, ma in questo torniamo all'antico e sarà un progresso, forse varrebbe la pena invece di... Sì, però diventerebbe... Sì, diciamo, in modo che la gente è che a volte qui, nella linea della divulgazione, magari queste cose le abbiamo già dette, le abbiamo già scritte, le riportiamo fuori, e quindi, mentre una volta, quantomeno i titoli, un breve riassunto di quello che veniva detto era sempre fatto. E questo facevano un po' tutte le altre riviste, come oggi si chiamerebbe house organ delle associazioni e delle istituzioni. E poi però c'era una certa circolazione, molti scrivevano, leggevano, e a un certo momento un socio dell'Ateneo, di questi personaggi molto strani, che probabilmente viveva da solo nel culto un po' delle memorie patrie, Emanuele Antonio Cicogna, prendeva queste, io me lo immagino che andava verso la fine e gli diceva: caro, mi daresti gli appunti che hai dato? E lui se li prendeva e se li portava a casa. Invece per quello non li troviamo nelle minute, non le troviamo nei nostri archivi. Sono nel fondo Cicogna del Corriere, perché quando Cicogna muore regala tutto al Corriere. E per esempio quando abbiamo fatto la storia dell'Ateneo, le cose che mancavano qui le abbiamo trovate di là. Ecco, se fosse una copia, fosse l'originale, e certamente abbiamo ricostruito anche in questo modo. E quindi sicuramente c'era una sorta di circolazione, a volte anche di scambio di figurine da questo punto di vista. Certamente la circolazione delle idee c'era, e c'era, è anche piuttosto sensibile. Torno al discorso della borghesia, che è un discorso della classe dirigente, a me interessa molto anche oggi, perché penso che il problema grosso di questo paese, di questa città in particolare, sia proprio l'assenza di una classe dirigente, così come l'abbiamo concepita in modo complessivo nel tempo, almeno nel secondo dopoguerra. Fino al 48 e forse negli anni del 48 è nata una classe dirigente che porta Manin e gli altri a fare quello che ha fatto, bene o male non importa. Ma era un gruppo, era una borghesia, quasi tutti avvocati, ma non era una borghesia, era una borghesia militante che lavorava, che interagiva, che scriveva, che faceva petizioni. Non era una borghesia che si lisciava le penne del suo stare bene, del suo essere brava, di rimirarsi allo specchio. Era una borghesia militante. Dopo la borghesia comincia a diventare classe dirigente e fa lo stesso difetto dell'aristocrazia. Smazza potere, e quindi la cosa cambia.
da un certo punto di vista. A un certo punto, come dicevo prima, quando l'Ateneo diventa un po' la celebrazione dell'esistente, perde la sua prontezza, la sua capacità di incidere, anche la voglia di fare qualche sgarbo al politico di turno, al sindaco di turno, al patriarca di turno. Perché quando viene fatto il monumento a Paolo Sarpi, non il monumento, dopo, sul monumento di Paolo Sarpi, dietro, passate per Campo Santa Fosca, c'è una targa in bronzo che l'Ateneo decide di mettere, presidente Iona appunto, perché era non so quale centenario della nascita e della morte. Tre della morte direi, no? Del terzo centenario della morte, 1923-24. 3 soci autorevoli, tra cui 2 vescovi in partibus infidelium, quindi probabilmente canonici e prelati romani, 3 vescovi danno le dimissioni, dicendo che non si poteva dare a quello che era stato un traditore della fede cattolica. Dopo 3 secoli ancora Sarpi era considerato così. Iona riesce con un attento lavoro durato mesi a far recedere dalle dimissioni e alla fine si ripiana la questione, ma la lapide è lì e c'è scritto a cura dell'Ateneo Veneto. C'è ancora qualche minuto se qualcuno vuol dire qualcosa. Prego. Un attimo che così la sentiamo. Se no lo perdiamo. Stiamo registrando appunto. Prego. Io sarei interessata a sapere se dal punto di vista economico l'impero austro-ungarico ha mai sovvenzionato Non ho capito, scusa? se l'impero austro-ungarico nella sua amministrazione di Venezia ha mai sovvenzionato, comunque fatto delle raccolte di fondi per l'Ateneo, e mi piacerebbe anche sapere perché è stato chiuso nel 22. No, non è stato chiuso. Allora l'impero austro-ungarico realmente quello del 66 in poi, quindi in quel momento qui non è più, diciamo, l'impero austriaco, quello precedente. Non ricordo che non era il governo centrale che sovvenzionava, al massimo interveniva nella salvaguardia di questo istituto, che è dato in concessione al comune e poi dal comune all'Ateneo fino al 1937. Noi siamo diventati proprietari dell'Ateneo, ognuno di noi pro indiviso, per una quota, dal 37, cioè da quando il Comune e lo Stato se ne liberano e lo danno definitivamente, lo regalano, lo cedono all'Ateneo Veneto. E quindi se crolla qualcosa siamo tutti responsabili. Detto questo, no, non viene chiuso nel 22, assolutamente, viene chiuso solo nel 17 l'Ateneo, e diventa, qui viene allestito un ospedale della Croce Rossa. I profughi e feriti non gravi sono stati ospitati qui. E poi dopo, negli ultimi 2 anni di guerra della Seconda Guerra Mondiale. Ma anzi, l'Ateneo resiste al tentativo dell'avvocato Brass di farne un istituto culturale fascista. Resiste a lungo. L'avvocato Brass era molto fascista. Ecco, quindi diciamo che chiusure non ce ne sono mai. Ovviamente anche l'Ateneo, per parlare del Novecento, ma avremo modi più avanti probabilmente, anche l'Ateneo, come tutte le istituzioni culturali, purtroppo subì le leggi razziali e quindi i soci ebrei alcuni si dimisero prima di essere cacciati, altri vennero cacciati. Non spendo parole per chi li sostituì, gente che non è ricordata, se non forse per essere molto vicina al fascismo. Bene, grazie. Allora mercoledì prossimo Giorgio Crovato ti aspettiamo. Grazie.